TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. I carabinieri hanno arrestato 2 italiani, un 37enne già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed un 31enne di etnia Sinti, nonché denunciato in stato di libertà un 55enne ed un 51enne, poiché ritenuti presunti responsabili a vario titolo di rapine e furti commessi tra il dicembre 2022 e il luglio 2023 nelle province di Venezia e Treviso. L'indagine ha permesso di individuare un gruppo criminale specializzato nella commissione seriale di rapine aggravate ai danni di titolari e gestori di esercizi commerciali e furti su auto ai danni di privati cittadini, posti in essere con modalità cruente nei confronti delle vittime che tentavano di reagire. I dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, alla presenza del segretario generale, ha firmato oggi il provvedimento di nomina di 3 nuovi componenti della giunta comunale, a seguito delle dimissioni presentate dall'assessore e vice sindaco Andrea Tomaello e dall'assessore Laura Besio, eletti consiglieri regionali. Con tale atto il sindaco ha nominato assessori comunali Sergio Vallotto, vice sindaco con deleghe progetti comunitari, porto, politiche giovanili, sport, protezione civile, rapporti con il mondo dell'agricoltura. Maika Canton, deleghe, manutenzioni cittadini arredo urbano, politiche educative. Paolino Danna, deleghe, rapporto con i cittadini, servizi al cittadino e personale. Ancora politica, ma ci spostiamo a Jesolo, dove Luca Spavanetto ha formalizzato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Consiglio Comunale di Jesolo. L'atto è avvenuto ieri sera al termine della seduta d'aula, nel rispetto delle norme che disciplinano l'incompatibilità tra la carica comunale e il nuovo incarico di vicepresidente e assessore della Regione Veneto affidati a Pavanetto dal neogovernatore Alberto Stefani. La seduta di ieri sera ha rappresentato anche la conclusione dell'attività consiliare per l'anno 2025. Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure previste dalla normativa per il subentro di un consigliere comunale e la successiva elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. Via libera della Giunta Comunale di Mira all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria degli impianti del ponte mobile di via Sabbiona. Il manufatto, di estrema importanza per il tessuto urbano di Mira Oriago, attualmente viene manovrato solo in forma manuale dall'operatore, poiché la centralina di controllo e gestione del sistema in automatico è inutilizzabile e non più reperibile sul mercato. Inoltre i sensori e l'impianto elettrico presentano situazioni di ammaloramento generale causati dal tempo e dalle difficili condizioni installative che sono la causa dei fuori servizio. Al contempo anche la centralina idraulica necessita di manutenzione per garantire il corretto funzionamento del ponte nel tempo. L'investimento previsto è di oltre 226.000 euro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.